L'emergenza coronavirus, le tutele nel lavoro sanitario e non solo, il decreto Cura Italia appena emesso dal governo Conte e l'operato del governo Musumeci nel gestire l'emergenza. Sono gli argomenti affrontati dal segretario regionale della CGIL Medici Sanità, Renato Costa. Credo che sia giunto il momento di fare un po' di ordine sulle notizie che si seguono rispetto a questa emergenza che tutti assieme stiamo vivendo. Noi non abbiamo ancora avuto in Sicilia quello che tutti aspettano come essere il famoso picco, però è opportuno dire ed evidenziare alcune differenze che esistono tra noi e le altre regioni d'Italia. Perché alcune cose sono assolutamente a favore della regione Sicilia, cerchiamo di capire quali. Per esempio, il fatto che noi abbiamo il 100% del nostro servizio sanitario pubblico e non abbiamo nessun contributo del privato per quanto riguarda posti di malattie infettive, rianimazione e pronto soccorsi, vuol dire che noi abbiamo il 100% del servizio pubblico a disposizione della cittadinanza. Nelle regioni del nord Italia solo adesso qualche privato si sta collaborando e si sta impegnando, ma nella prima fase è solo il servizio pubblico che si è dovuto ritrovare a far fronte a una marea montante come quella che c'è stata al nord. Quindi questa è una prima differenza che mi pare tutto sommato abbastanza importante. Poi noi non c'è dubbio che veniamo da una condizione in cui il nostro sistema sanitario è stato maltrattato, tagliato, limitato, da tutta una serie di provvedimenti più o meno discutibili, soprattutto negli ultimi tempi in cui si è parlato di tagli, di rimodulazione della rete ospedaliera o altro, però alcune considerazioni dobbiamo farne. In atto noi abbiamo in regione la possibilità di avere entro pochissimi giorni 200 posti in più di terapia intensiva. Abbiamo già il quadro abbastanza chiaro per avere 1500 posti letto dedicati ad ospedali Covid. Questo che cosa significa? Significa che se in Sicilia continuano i numeri che stiamo vedendo in questi giorni, e cioè la media di 25-30 positivi al giorno, e questa è una crescita lenta e progressiva, costante, ma senza grandi numeri, senza nessuna idea di crescita esponenziale, io sono convinto che noi ce la potremmo fare ad arginare il problema che si sta verificando, ce la potremmo fare e addirittura io immagino, mi piacerebbe, che tutto quello che noi stiamo preparando potrà essere messo a disposizione delle altre regioni più svantaggiate rispetto a quello che noi stiamo facendo. Questo che vuol dire che in Sicilia va tutto bene? No, non va tutto bene, le difficoltà le abbiamo noi, le hanno al nord, tutti hanno le difficoltà. Il problema è che lo dobbiamo affrontare tutti assieme. C'è un'emergenza che riguarda i dispositivi di protezione, le mascherine, i camici monouso, i calzari e gli occhiali, ma c'è qualcuno che 2 mesi fa poteva immaginare che noi avremmo avuto la necessità di avere un fabbisogno di milioni di mascherine al giorno? Quindi non le abbiamo perché non eravamo preparati a un evento di questo tipo. Non le abbiamo non perché i nostri ospedali non ce le vogliono dare o perché il governo non le vuole comprare, non le abbiamo perché non esistono, non c'è disponibilità, si sta cercando di fare l'impossibile per averle, perché a questo punto le forniture sono gestite dalla protezione civile ed è giusto, e invito tutti a fare questa riflessione, se noi, parlo di noi, del mio reparto al Policlinico, non siamo un reparto di frontiera perché ci occupiamo di oncologia di pazienti cronici e non abbiamo un diretto interessamento con i casi di coronavirus. È giusto che se abbiamo una mascherina ce la teniamo anche 2 giorni, purché questo serva a far sì che i colleghi che fanno gli intensivisti abbiano i dispositivi a disposizione, perché sono i più esposti. Allora noi dobbiamo innanzitutto recuperare tutti assieme il senso della comunità. Senso di comunità vuol dire fare ordine nelle nostre idee e mettere in campo tutto il meglio di quello che noi siamo capaci di fare, perché lo siamo in grado di fare. Questo non vuol dire dimenticarci di tutto quello che è successo, questo non vuol dire che non ci sarà un tempo per poter fare delle ricriminazioni. Questo non vuol dire che non ci saranno momenti in cui bisognerà dire ma di chi è stata la responsabilità se questo paese, non questa regione, si è trovata in queste condizioni, ma lo faremo dopo.
Per ogni cosa c'è un tempo. Io credo che questo è il tempo in cui tutti assieme dobbiamo lavorare. E lavorare tutti assieme, permettetemi di dire una cosa importante, non è soltanto da parte nostra fare due cose fondamentali: fronteggiare l'emergenza direttamente legata al coronavirus e, vi ricordo, continuare a curare le persone, perché non è che il coronavirus ha magicamente fatto sparire le altre patologie, con la differenza che le altre patologie le dobbiamo curare con la difficoltà dovuta al momento dell'emergenza. E però anche qua, vedete, io una riflessione ve la vorrei far fare. Come tutti i colleghi avranno notato, in questo mese di emergenza alcuni dati sono importanti. Noi per esempio ci siamo riappropriati dei nostri ospedali. Che vuol dire riappropriati dei nostri ospedali? Che anche qua, in una terra in cui la medicina del territorio aveva delle croniche deficienze perché non si riusciva a dare assistenza intermedia, tutti i pazienti che prima conoscevano il medico curante e dopo il filtro del medico curante l'unica risposta che avevano è il pronto soccorso, hanno capito che questo non è più possibile farlo e adesso i nostri pronto soccorsi sono praticamente vuoti, perché finalmente al pronto soccorso ci va solo chi ha bisogno di andarci. E questo significa per noi lavorare in una condizione di assoluta serenità, di avere disponibili tutte le risorse che abbiamo per affrontare le emergenze, quelle vere, quelle necessarie. E assieme a questo c'è un altro dato, questo è quello che facciamo noi ogni giorno, e poi c'è quello che dovremmo fare tutti assieme, me compreso, cioè capire che in questo momento, non potendo curare l'epidemia, possiamo solo arginarla. E arginarla significa che i comportamenti scorretti, sconsiderati, non li possiamo avere. Non possiamo permetterci di essere superficiali nell'uscire da casa. Non possiamo permetterci di immaginare che continuiamo a fare qualche cosa perché tanto non succede niente. Perché noi all'interno dei nostri ospedali, se abbiamo una pausa da caffè, con i colleghi stiamo a 2 metri di distanza. Evitiamo di stare più persone in una sola stanza. E allora perché la gente continua a uscire? Perché continua ad andare ogni giorno al supermercato? Credo che al supermercato ci possa andare anche una volta alla settimana. E allora i comportamenti di tutti sono comportamenti che hanno delle conseguenze sulla totalità delle persone, che hanno conseguenze su quella che è la nostra vita. Dobbiamo stare attenti e avere una responsabilità collettiva di collaborazione a un'emergenza di questo tipo, e la collaborazione non può che sentirsi tutti comunità. Essere comunità significa non avere nessun egoismo, non mettere innanzi a sé nessuna priorità personale, ma mettere davanti solo il bene comune.